Albi Veneto si confronta con il consueto osservatorio che segue l'inizio della stagione irrigua. Dal 15 aprile infatti i consorzi di bonifica hanno iniziato ad innervare tutta la rete di irrigazione per fornire la risorsa alle aziende agricole. Compito dell'osservatorio è analizzare attentamente il periodo per individuare le prossime misure da attuare. Lo stato di criticità idrica si sta evidenziando in maniera notevole nelle campagne, parecchi mesi che non piovono ormai e quindi abbiamo una siccità conclamata. Stiamo derivando per l'agricoltura importanti quantità di risorse, attorno al 75% di quello che è il concesso per soddisfare le esigenze. In altre parole, i campi hanno sete, ma a causa di rigidità burocratiche stiamo perdendo molta acqua dolce. Noi abbiamo oggi necessità in campagna, le aziende agricole richiedono la disponibilità idrica per irrigare come fossimo a giugno, forse anche luglio. Abbiamo i fiumi con delle portate sopra i flussi minimi vitali, comunque con delle portate di morbida. Le derivazioni però non ci concedono di poter utilizzarla perché in qualche punto siamo già arrivati al limite massimo concesso per il periodo. Esemplari i dati del consorzio Irriguo Lab, che in questi giorni sta prelevando 21 metri cubi d'acqua al secondo, al fronte del bisogno simile a quello di giugno e luglio, quando i metri cubi derivabili sono 34. Serve quindi una rimodulazione veloce ed elastica delle derivazioni. Questa rigidità delle derivazioni ci porta purtroppo a perdere tantissima acqua che va a mare. Prendiamo l'occasione di questo scenario per evidenziare ancora una volta come i decreti di concessione hanno bisogno di essere rimodulati, soprattutto in funzione delle mutate condizioni climatiche e le esigenze culturali dell'agricoltura.